Sant Florian d'Alquei è un comune italiano di lingue slave che al conte 773 abitanti. Stant ai crudince popolare, il Sant Florian, patron de omonime culine, è considerato protettore dal fuoco. La iconografia tradizionale, di fatto, lo mostra sempre che al distude un gran fuoco, di spesso che il di un castiel. Sul colm de culine avvodata a San Florian è anche un complesso fortificato esistito fin dai tempi più lontani, che stava sotto dal patriarca fin dell'undicesimo secolo. Il luogo, di fatto, è nominato in un documento dal 1170 e 1190 che gli era sommettuto al monastero de Badia di Santa Maria di Aquilee. Più in davanti il castiel diventa feudi dai Ungri Spac, famè di Giarnazie todesche sotto dal conte di Gurise, e di questo, dal 1520, il castiel al passe ai vici in guerra formentini de antiche casate cividalese. Per via de sua grande importanza strategica, il castiel ai prins dal 600, in tante de guerre di Gardisce, resta duramente risegnata dai fatti di sangue di che guerre. Restaurato più volte, specialmente dopo le ultime due guerre mondiali, al DDV è uno dei complessi turistici più forniti della regione, sistemato dal rispetto delle sue antiche strutture. In occasione di castelli aperti, che per due volte s'adan al ven consentito al pubblico di visitare castieli e strutture fortificate della nostra regione, il conte Filippo Formentini, attuale proprietario dell'omonimo castiel e gestore del ristorante, vissuto con una corazza medievale al fas di guide e al conte a inti in visite la immagante storia del castiel. Porto comunque diamo una spada tipicamente del 300, la vedete, e io faccio così, e do forte, non sento niente. Mettiti qui. Adesso proviamo. Allora, dico, sto scherzando un po' per... rimani qua. Non seguo lui perché ha fisico, posso? Sì, prego. Bene. E dicevo, se io sono corazzato e armato e sono anche a cavallo e lui è un nemico e non è corazzato, magari è armato ma non porta la corazza, e io alla velocità del galoppo arrivo e lo colpisco qua, riesco a tagliarlo in due con un colpo di spada affilata. Sembra incredibile, per pigiare l'uva. Veniva portato dentro, lo immaginate lì, la servitù che dormiva su dei letti, diciamo sotto le pareti, nella stessa grande stanza, preparava, toglieva i secchi di rame dal fuoco, 10 gradi, secchio dopo secchio, quando era pieno era tiepido, ma vabbè, andavano dentro il feudatario, moglie, figli, cane. Chi viene rappresentata la scena dai Vilix di che volte, che terrorizzati a domande in protezione al conte per l'arrivo dai Turks. La storia della famiglia è poi sempre molto lunga. Aiuto! I turchi, mio signore! Stupreranno le mie figlie, la prego! Ma chi se ne frega delle mie figlie? Stupreranno il mio bestiame! È vero, anche quello. Arrivano i turchi. È un problema questo. Il mio bestiame! Allora, io direi, i villici si disperano sempre, però il problema è probabilmente, io direi, se ne occuperà, porta via questi due villici che disturbano. Avanti, su, andate, siamo uomini mura. Turchi! Non aver paura, non aver paura, non aver paura. Vai con lui. Se ne occuperà il comandante delle guardie adesso, ma vi stavo dicendo, non va a finire bene. No, signore, no! Testa intanto sul ceppo. Oh là. Bene. Anno domini millesimo 300 viginti quinque.
Indizione ottava, dia 30. E queste qui è una scena di un processo fatto a un villic medievale condannato al tai dal chiaf. Imperio, Conte Ludovico. In giudizio, Tommaso Dicto Cosanz, infamato de accusa de trucido, cum roncola, corpus delicti, lecte legis feudi, condannam prop hoc delicto, lo dicto Tommaso Cosanz, pena mortis. No. Prendi. Posto sul ceppo. Facciamo le cose per bene, testa sul ceppo. Per decolazio. Esecuzione po' mudate obbligando il condannato però alla impilgrinarsi fino a Roma dal Pape. A quei tempi queste sentenze era una esecuzione pies che noi il tai dal chiaf, segnato col fuoco dal Cernelli per sua infamia. Il condannato a questo punto è destinato a morire di stenz, occupato di lungo via la strada. Quello che avete appena visto è sembrata una facile assoluzione, non lo era. Perché avete sentito bene la sentenza? Deve partire povero, vestito di stracci, con un bastone, poche cose da mangiare, croste di formaggio, pane secco. Ecco marchiato. Avete sentito? Dopo potete andare a vederlo. È sempre educativo. Rivadi sfinca in tatis di fat, gli strutturis internis avvenendo pratis per far vivi ai turisti dal DDW la vita dai castellans di che volte. I comensai dal DDW son curiosi di cercar pietanzis dai savors antics e gustar vins profumats. Zovinis cubis di nuviz dall'alto di una torve, a podingioldi il panorama dal quei furlan sloven, indute la sua bellezza. Anche se discomodo per i moderni delicati comensai, il gustà medievale consumato senza doprapirons all'esalte la imagante atmosfera di antichità che il castello al continuo ancemo a spandi. E allora, voi altri che osses ancemo zovins, provate a sposarsi chi, no? E poi, per non perdere tempo a cercare un altro castello, se us ha piaciuto, o se è sempre in tempo a tornare a sposarsi chi un'altra volta. O no? Andi.